com'era l'atmosfera? Cioè, se dovessi descriverla o anche compararla con quella che hai oggi nei clubs, you know? Da fuori sentivi questo rumore, you know, the sub bass che usciva dai muri, no? E quando ti immergevi, poi quando entravi, com'era? Ma questo dipendeva molto dal tipo di locale. Chiaramente, come ti dicevo C'era una all'inizio, figura che sì, all'inizio delle serate era chiave, no? Se non mi sbaglio, e ancora un po' forse lo è. Forse è cambiato un po', però. Il resident DJ, right? The warm-up. sì, qui si apre qualcosa che stiamo qui al 10 dicembre 2025, Beh, quindi giusto per no, chi nel non, senso, per chi non conoscesse cosa fa questa figura in una serata, diciamo così, chiamiamola tra virgolette club. ma sì, ma allora diciamo che il DJ Resident aveva un'importanza fondamentale per quello che era proprio la cultura musicale dei club, perché era responsabile di quello che poi era la programmazione, no, delle varie serate. Quindi posso dire che io, come anche i miei amici, siamo stati formati dai vari DJ resident che c'erano nei locali, quindi aveva un'importanza fondamentale più che l'ospite, perché l'ospite era un po' la ciliegina sulla torta, e quello era un satellite, era una variabile sulla serata, ma però il sound del locale lo imponeva il DJ resident. Quindi questa figura, che secondo me negli anni si è un po' persa per mille motivi, non sto qui io diciamo, a discutere su quello Però che è. plasmava quello che era, ed era tipo l'antipasto per la serata, Ma no? sì, diciamo che all'epoca non uscivano tanti dischi quanti ne escono oggi, perché se andiamo a vedere sui vari portali, da Spotify a Beatport, Juno, eccetera, escono migliaia di dischi ogni mezz'ora ormai, cioè nel senso, e quindi è difficile fare selezione. Però anche all'epoca c'erano parecchi dischi interessanti, e però c'era il gusto, c'era la voglia di ogni DJ resident di imporre una propria impronta musicale su quel locale nel quale lavorava, e quindi questo poi faceva la differenza, perché ogni locale aveva un'impronta musicale, e la scena era molto, molto varia, no? Per quanto riguarda appunto l'atmosfera che si respirava, era dettata proprio dai ritmi che dettava DJ Resident. Ma per esempio, cioè, i DJ resident, facciamo un esempio, non so cosa voglia dire un club, non so cosa voglia dire DJing, Sì. right? Cosa fa un DJ resident? DJ Resident si occupa di portare, diciamo, il cliente a ballare innanzitutto, e quindi non era così scontato che cioè uno arrivasse e andasse in centropista, cioè dovevi tu attirare l'attenzione musicalmente, e quindi far sì che il pubblico andasse in pista e cominciasse a riempire il locale, a far partire il locale. Quindi la responsabilità di DJ Resident era quella, cioè la responsabilità che avevo anch'io all'epoca era quella di far ballare la gente. In questo mi collego perché comunque ai tempi per suonare, per mettere dei dischi in un locale, dovevi passare dei provini. Cioè non è che andavi in un locale, ah io sono DJ, vabbè, ok, sì. Però ti facevano fare il provino i titolari del locale. Come funzionava? Funzionava che praticamente, vabbè, partiamo a monte, nel senso che prima innanzitutto dovevi portare adesso lo chiameremo demo, in realtà era la famosa cassettina, dove tu nella C60, infatti uno dei miei capitoli del libro si chiama C60, perché la cassetta normalmente per antonomasia era da 60 minuti, e tu portavi questa cassettina nei locali nei quali volevi suonare, volevi proporti. E il direttore artistico, che era responsabile appunto della programmazione musicale, ti ascoltava questa cassetta, e poi la volta dopo che andavi nel locale gli chiedevi se per caso aveva idea di farti mettere su qualche disco. Quindi quello prima. E poi una volta che ti prendevano, chiaramente c'era come posso dirti, c'era un percorso che il DJ resident doveva seguire, cioè nel senso che la serata doveva avere una sigla d'inizio che sanciva l'inizio del ballo, e poi dovevi creare un'onda sonora, quindi dovevi partire con dei dischi un po' più scarichi per salire. Normalmente nel momento in cui salivi arrivava l'ospite era
diciamo, il culmine, la summa noctis, ok? Quindi l'apice della serata, e poi risaliva il DJ resident e portava alla conclusione la serata. Poi c'erano 2 ospiti, andava il secondo ospite. Però c'era veramente questa cosa che adesso ovviamente, a meno che nei grandi club, ma difficile che ci sia più. Però c'era una scuola, proprio questa era la scuola. Ti racconto un aneddoto se vuoi. Certo. Praticamente io la prima sera che ho suonato gli Amirò sono partito praticamente in bomba, chiaramente, all'1, con dei dischi veramente potenti. La gente ballava, per carità, però sono stato ripreso da un DJ ospite, che mi pare fosse Sacoma all'epoca, del Cocoricò, e mi ha preso la valigetta dei dischi in mano e mi fa: fammi vedere i dischi che hai. Dico, apro la valigetta e faccio vedere, e comincia a tirar fuori e mi fa: questo lo suoni, questo sì, questo no, questo lo metto io, questo lo mette Cirillo, questo lo mette... Cioè, mi ha segato metà dischi che avevo dentro sulla valigetta. Io sono sempre stato una persona che mi piaceva imparare, ed ero curioso. Gli ho detto: ma perché mi stai facendo questa... E lui mi ha spiegato, mi ha detto: ma scusa una cosa, se tu parti così in hype, no? Così subito in bomba, noi alle 3 cosa suoniamo? Cioè, giustamente mi ha fatto capire che dovevo partire con dei dischi un po' più scarichi, che comunque facessero scaldare le persone, e poi arrivavano loro, perché il DJ resident era al servizio del locale, ma al servizio anche dell'ospite, perché è lui che fa da cerimoniere poi per quelli che vengono dopo, no? E questo mi ha insegnato tanto, perché comunque poi anche per un discorso prettamente economico del locale, nell'economia del locale, il locale guadagnava di più come drink eccetera dalle 2:30 alle 3:30, e quindi se tu fai un percorso di un certo tipo anche musicale, porti le persone a sentirsi più coinvolte, a richiedere di più il drink. Cioè è anche un discorso proprio che riguarda le economie di un locale, quindi avevi anche quel tipo di responsabilità che poi era legata alla musica, però è tutto un incastrarsi, no, di dinamiche. Questo era. Sì, beh, era una doppia responsabilità, perché crei, diciamo così, l'atmosfera di base, e poi ogni ospite è diverso. Quindi c'è l'apertura di ogni ospite, andava, no, la mano a mano con la serata. Non è che potessi fare la stessa serata d'apertura per qualsiasi ospite. Quando hai aperto per il Cocoricò, sicuramente hai fatto una palette sonora piuttosto che un'altra, quindi per quello che era il ruolo del resident era un ruolo molto challenging, cioè non era un qualcosa di Sì, io ero molto scontato. giovane e non me ne rendevo conto, però per fortuna ho avuto dei buoni maestri che mi hanno avuto anche diciamo, l'accortezza di spiegarmi perché si facevano determinate cose e non dirmi si fa così e basta, capito? Quindi anche quello vuol dire tanto. Io ricordo, era, penso fosse il 97, ero diventato resident del Manhattan. Vi ricordate questa discoteca? Yeah. Il venerdì sera suonavo al Manhattan nel privé. Right? Yeah, exactly. E ricordo che ero proprio piccolo. Avevo lavorato 4 anni come PR e avevo avuto questo slot che faceva da apertura e chiusura il venerdì sera nel privé. Ma chiaramente io avevo una passione smisurata per l'house music, no? Però lì si facevano cose un po' più pop, un po' più friendly, no? E avevo dovuto imparare proprio a plasmare ogni volta, ogni serata, e quella è stata la palestra migliore, perché fortunatamente ho avuto anch'io no, dei DJ che mi hanno guidato, ed era un po' uno step fondamentale. Tra l'altro, non avendo altri tipi di input e punti di riferimento, veramente per chi ci lavorava, ecco, era un'esperienza molto molto challenging.